Benvenuti allo Sport City, questa è l'11ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8, il battesimo nel 2014 per Alitalia Calcio e Football 8 Roma Nord. Aliberti, servito al limite dell'area, perde il rimpallo, c'è De Angeli che trova il vantaggio per il Football 8 Roma Nord, superato Mauro in porta che gioca al posto di Rossetti, subito il gol di De Angeli. Figura col calcio di punizione col sinistro, fuori non di molto. Azione portata sulla destra dall'Alitalia Calcio, c'è l'errore di Lorenzo Fabrizio, allora Daniel Neri in possesso, prova il tiro che esce. L'Alitalia prova a concretizzare la sua reazione, qui c'è Figura ancora in possesso di palla, il sinistro, Vladescu si distende bene. Possesso di palla difensivo per l'Alitalia Calcio. Sfera che viene girata dietro, è sbagliata, arriva Cardelli che non si fa pregare, collo destro all'incrocio dei pali di Cardelli, tiro di grandissima potenza, è il raddoppio del Football 8 Roma Nord, siamo 2-0. Calcio d'angolo per il Football 8 che la vuole chiudere, c'è la palla al limite, ancora giocata, il cross sul secondo palo, Vilcu, era uno schema traversa. Palla a Tilinka in orizzontale dalla tre quarti, Tilinka carica il sinistro e beffa Mauro, si vede che non è un portiere, Tilinka ne approfitta, 3-0 prima dell'intervallo del Football 8 Roma Nord. L'Italia Calcio orgogliosamente attacca con un lancio lungo, c'è Daniel Neri preso in mezzo, poi arriva Figura. Poi la palla finisce a Ligios che segna col piattone sul primo palo e rimette in gara l'Alitalia ad inizio ripresa. Siamo 1-3. Altra occasione per l'Alitalia Calcio da calcio di punizione, battuto corto, veloce, Porrari, Vladescu sul suo palo dice di no. L'Italia attacca ancora volenterosamente con Novelli spostato in posizione offensiva, viene fermato e fallo. Paolo Figura pronto alla battuta del calcio di punizione col sinistro, Figura stavolta beffa Vladescu, Figura trova il 2-3 ma manca davvero poco alla fine del match. Azione sulla destra dell'Alitalia Calcio, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara che decreta la vittoria 3-2 del Football 8 Roma Nord, quarto risultato utile consecutivo dopo le 5 sconfitte in fila. Adesso a 16 punti i ragazzi di Loi vedono i playoff. Va bene così, la squadra nel secondo tempo ha giocato molto bene, tant'è vero che dal 3-0 del primo tempo siamo andati 3-2, non ti dico dominando ma giocando molto bene nel secondo tempo. Considerate pure che è stato cambiato l'allenatore, questa era la prima sera di Franco Maceratesi. Secondo me delle avvisaglie di cose buone ci sono. Il mio gol è quello che conta meno, è vero, abbiamo cambiato modulo, abbiamo cambiato metodo di allenamento, ci alleniamo più di forza, facciamo un lavoro più preciso, preparato e quindi si vedono i risultati. Purtroppo abbiamo quei 20-15 minuti in cui ci adagiamo un po' troppo sugli allori e quindi prendiamo quegli 1-2 gol che potremo facilmente evitare.